Davide Miotti ed Erika Campagnaro non ce l'hanno fatta, i loro corpi sono stati recuperati sotto la valanga di ghiaccio e terra sulla Marmolada, ma ora ci sono i due figli a cui pensare, giovani e bisognosi di sostegno psicologico e perché no economico. Scatta così la gara di solidarietà per i giovani fratelli Miotti. Il padre Davide gestiva a Tezze sul Brenta il negozio Su e Giù Sport, punto di riferimento per l'Alta Padovana per gli appassionati di montagna. Ora i ragazzi hanno bisogno di vivere e studiare senza l'angoscia dei soldi e dal CAI di Castelfranco, seguito subito da quello di Cittadella e dal comune di Cittadella, parte una raccolta fondi. Un sito, Rete del Dono, riceverà le donazioni, le prime già arrivate dal CAI di Cittadella e Castelfranco, le altre seguiranno. L'obiettivo è raggiungere i 50.000 euro. Il primo pensiero appunto è andato: e adesso i ragazzi cosa succede? Cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare? L'obiettivo è sempre quello di dare un supporto quantomeno economico, quello che si riesce a fare. So che si sono attivati anche per un supporto di tipo psicologico che penso al momento possa essere quasi più importante di quello economico, insomma, per i figli. Rimangono però due ragazzi, rimane la famiglia di Erika e Davide, e noi come comunità abbiamo il compito, se non addirittura l'obbligo, di essere a fianco di questi ragazzi. Quindi l'idea che nasce è dalla prima iniziativa, mi auguro che poi ne seguiranno altre. Il dolore della famiglia è ancora fortissimo, aiutare i nipoti è la priorità assoluta per il fratello di Davide e la sorella di Erika. Chiedo a tutte le persone interessate a seguirci ed aiutarci di concentrarsi su questa raccolta di fondi, perché è la cosa più concreta che possiamo fare per i figli di mio fratello. Di cosa avranno bisogno questi ragazzi? Di supporto delle famiglie e di superare questo trauma che ci riguarda tutti, e soprattutto di riuscire a fare un funerale con i genitori. Sono molto commosso perché hanno parlato di un fratello, quindi non ero solo io il fratello, ci sono altri fratelli. Per noi è doveroso, e lo facciamo col cuore, il ringraziamento al CAI di Castelfranco per aver avviato questa iniziativa che finalmente mette al centro i nostri nipoti per dar loro un aiuto e un sostegno concreto. È comunque confortante per noi sapere che loro non debbano in modo assoluto preoccuparsi per la questione economica. Serve tempo, solo il tempo potrà dare un aiuto a questo. Purtroppo non ci sono novità sui funerali, c'è grande attesa per il via libera da parte delle autorità per organizzare l'ultimo saluto a Davide ed Erika, che al momento non ha una data certa.